Ciao a tutti, io sono Alessandro Azzini e voi siete su Sarina Warrior, il canale dedicato al combattimento, alla rievocazione storica e all'archeologia sperimentale. Oggi voglio parlarvi, come mio solito, di armature nuragiche. Vi parlerò in particolare degli schinieri. Questi oggetti assolutamente peculiari, almeno per quanto riguarda i nuragici, che si presentano in diversi modi. Tra le tante ricostruzioni, facciamo una piccola premessa storica, tra le tante ricostruzioni pensate per i nuragici vi è la classica ricostruzione basata sulle fonti latine che parlava di questi schinieri, di queste armature realizzate in pelle di muflone. Ora, senza entrare nel merito se sia pelle di muflone, pelle di cinghiale, pelle di bovino, pelle di altro, praticamente in tutte le ricostruzioni che ho visto negli anni viene sempre ipotizzato un po' questo oggetto con ancora il vello dell'animale, quindi una cosa abbastanza barbara, almeno nel concetto generale che può dare una simile ricostruzione, e insomma degli oggetti che secondo me non sono proprio aderenti a quella che era la realtà del tempo. La realtà del tempo qual era? Quella di una civiltà veramente progredita, che costruiva torri alte 23 metri, 22-23 metri, e insomma che ha realizzato qualcosa come 6.000-7.000 torri intorno per la Sardegna, c'è chi dice 8.000 e anche di più. Insomma, realizzavano imbarcazioni, realizzavano torri in pietra enormi, e poi non riuscivano a realizzare uno schiniere in grazia di Dio. Non penso fosse questa la realtà del tempo. Infatti, se andiamo a vedere le armature micenee, che sono più o meno villanoviani, Campidurne, micenei, diciamo in questo range, in questo ampio span di tempo, sono più o meno contemporanei dei nuragici. Dei bronzetti, perché i nuragici che avevano realizzato le ampie torri, le alte torri, sono di un periodo decisamente precedente. Comunque, diciamo che più o meno contemporanei a queste grandi culture e grandi civiltà. E allora cosa si vede nei bronzetti? Nei bronzetti si vedono degli schinieri veramente fatti bene, cioè veramente con un tocco quasi da armaiolo professionista, a mio parere. E infatti hanno dei dettagli costruttivi che fino ad oggi secondo me sono stati abbastanza mal interpretati. Ad esempio schinieri in bronzo pieno, realizzati e mostrati in esposizioni e varie mostre, assolutamente inutili, assolutamente irrealistici, fantasy, perché tutti gli schinieri da sempre realizzati nell'antichità sono in metalli laminati, quindi sono sottili, leggeri, se non magari le attrezzature di alcuni gladiatori che venivano volontariamente appesantiti per combattere e stancarsi prima, ma questa è una cosa veramente di nicchia, veramente particolare. Comunque abbiamo degli schinieri che solitamente venivano realizzati cesellando o battendo questa lamina metallica di bronzo e così irrigidendola e facendola diventare più resistente. Poi abbiamo schinieri in materiali organici, schinieri magari realizzati in lino cucito, incollato, ad esempio quelli di Micenei erano così, schinieri realizzati in cuoio e vari materiali. In particolare per la ricostruzione nuragica degli inizi, quindi sto parlando degli anni 2005-2008, venivano realizzate questi schinieri o in metallo pieno o in cuoio. E un classico esempio che tuttora viene utilizzato è questo, cioè sono degli schinieri più o meno ovali realizzati in cuoio bollito, abbastanza resistente, ve lo assicuro, e con un'imbottitura dietro. Poi qua vengono fatti dei fori, viene attaccato alla gamba e più o meno assolve la sua funzione. Però nella realtà gli schinieri non sembrano realizzati in quest'unico modo, cioè esistono degli schinieri che hanno delle placche, però esistono anche degli schinieri che poi capire in quale materiale sia questa placca è molto difficile, perché non sono rimaste tracce archeologiche, cioè non sono conosciute armature nuragiche nei rinvenimenti, ad eccezione quindi delle iconografie delle statuine. Insomma, si brancola un po' nel buio. E allora quali sono le ipotesi costruttive?
Beh, c'è chi li ha realizzati come sottoscritto agli inizi, in cuoio, c'è chi li ha realizzati in metallo pieno, che personalmente è totalmente sbagliato, e poi sono presenti altri escamotage. Ad esempio in alcuni bronzetti si vedono delle stecche, che io avevo realizzato inizialmente in osso, in palco, in corno e anche in metallo laminato sempre. Insomma, una stecca di metallo sottile, ipotizzabile come avevo fatto per uno degli scudi, con una ridotta quantità di metallo che andava proprio a proteggere l'osso della tibia, e poi il resto faceva il suo compito di protezione. Però, oltre a tutta questa struttura, in alcuni bronzetti si vede un lungo cono che copre la gamba. E allora questo cono di che materiale è fatto? C'è chi l'ha realizzato, come nella vecchia associazione in cui ho fatto parte per tanti anni, in cuoio. Però vi è un dettaglio nelle statue di Monteprama di questa sorta di seghettatura vicino al ginocchio, che in teoria, se sia realizzata in cuoio, se sia realizzata in, pensiamo ancora peggio, in metallo, è estremamente pericolosa o comunque fastidiosa. In metallo segherebbe letteralmente la gamba sbagliando movimento. In cuoio l'ho vista, l'ho toccata, posso assicurarvi che non è comunque piacevole. Quindi qual è l'ipotetica soluzione? Beh, le statue di Monteprama presentano un dettaglio veramente affascinante, veramente preciso, di questa sorta di seghettatura vicino al ginocchio, una sorta di cono, diciamo, che si vede anche in alcuni bronzetti, ad esempio un bronzetto da Baunei o il bronzetto da Senorbi, che presenta un doppio arco vicino al ginocchio, presenta la classica placca e sopra una sorta di ulteriore arco. Alcuni hanno realizzato, tra cui anche io all'inizio, come una sorta di cordicella o un dettaglio che poi però alla fine non ha un riscontro pratico. Però con il tempo ho notato che nelle statue di Monteprama erano presenti, oltre al dettaglio della stecca centrale, anche un altro dettaglio di questa placca. Quindi lo schiniere era realizzato con almeno 3 livelli di protezione: il grande cono, diciamo, quello con l'endettatura, la parte a placca e l'ulteriore e ultima, non sempre presente o a volte presente da sola, stecca, forse in materiale organico, forse in metallo, legata con due fermi, 2 lacci, 2 passanti. Ma quindi come era realizzato? Se possiamo ipotizzare il cuoio, possiamo ipotizzare una lamina metallica per la placca e per la stecca centrale, anche quella poteva essere realizzata in metallo, a volte o pieno, perché è talmente limitata che anche il metallo pieno non creerebbe grande disturbo, anche in termini di peso, oppure in metallo laminato, oppure in materiali organici tipo corno, palco e osso. Io le prime le ho realizzate in osso e devo dire resistono abbastanza, soprattutto quando l'osso è fresco. Poi vi è l'ultimo dettaglio, cioè questo cono che non si capisce come poteva essere realizzato. In cuoio non è molto utile, in metallo è da escludere. E allora che cosa c'è? Ci sono dei gambali, chiamiamoli gambali, utilizzati da altre culture, altre civiltà, che erano realizzati in materiali deperibili, che non si conservavano, che però riuscivano a fermare frecce, colpi di lama, eccetera eccetera. E sto parlando di un materiale di lino pressato, incollato, cucito in molteplici strati, un po' come il moderno Kevlar, che riesce a fermare i proiettili proprio per la sua natura a rete. Il lino o comunque materiali tessuti, che può essere anche la canapa, che può essere tutti questi materiali, praticamente con gli strati che si vanno a sommare la colla diventa veramente resistente, tant'è che è anche difficile da tagliare una volta realizzato, tant'è che in alcuni casi ho dovuto utilizzare proprio dei mezzi meccanici per tagliarlo. E questo materiale presenta una particolarità costruttiva che io ho realizzato come una cucitura interna, ok? Questa cucitura interna si vede anche nei bronzetti, a volte con 1 o 2 cuciture. E poi si vede quel dettaglio famoso che dicevamo della dentellatura vicino al ginocchio, che personalmente ho realizzato con
un metodo di cucitura diverso rispetto da questo a linee, che però era funzionale perché in quella parte il ginocchio, curvando lo schiniere con una netta curva quasi semicircolare, praticamente la parte di dietro va a sommarsi, perché bisogna tagliarla, e quindi da una cosa che è rettangolare sostanzialmente bisogna sovrapporre tra loro i vari rettangoli, i vari triangoli, e alla fine va a ingrossarsi. E un modo per tenerla ferma non è fare la classica cucitura, ma fare una cucitura di questo tipo. Abbiamo quindi una cucitura che passa sopra il bordo e che ritorna dietro, che va avanti e dietro, e che alla fine va a creare, ve lo faccio vedere più da vicino, un dettaglio dentellato che non sega ovviamente la gamba, perché qua è sempre circolare, sempre tondeggiante, che però a prima vista, magari allo scultore, ha dato questa idea che lui ha reso come una seghettatura, che in realtà non è nient'altro che una cucitura. Potrebbe essere questa l'ipotesi. E allora che cosa abbiamo? Abbiamo uno strato sottostante molto lungo che protegge tutta la gamba, che in alcune statue come quella da Monteprama presenta addirittura la parte che va a sbattere sulla caviglia imbottita, che alcuni hanno chiamato ghette. E poi che cosa ha ulteriormente? La placca che gli va messa sopra, e questa la vediamo anche nei guerrieri micenei della Grecia dell'età del bronzo, quindi era un metodo ampiamente utilizzato, che trova riscontro nei dettagli che si vedono nei bronzetti nuragici e nelle statue di Monteprama. E poi l'ulteriore stecca a protezione proprio dell'osso, nel caso in cui una e due fallissero contro magari un colpo di taglio, in cui effettivamente l'osso potrebbe subire il colpo, cioè ricevere l'onda d'urto più che essere tagliato e quindi magari spezzarsi. Ricordiamo che la tibia è una delle ossa, se non allenate, più delicate che esistano a livello di dolore percepito. E quindi abbiamo una protezione veramente eccezionale, multistrato, che utilizza diversi materiali unendo le diverse caratteristiche tra di loro, che, come vi ho già detto, riscontriamo in altre culture, riscontriamo nelle iconografie archeologiche, e che probabilmente non riusciamo a rinvenire nei resti, negli scavi, nei resti archeologici degli scavi, perché sono tutti materiali deperibili. In un caso questa è stata lasciata in un ambiente umido, in una cantina, e si è ricoperta di muffa nel giro di poco tempo. Essendo fatta di colla animale, colla di coniglio e lino, potete capire che è materia di pochissimo tempo perché vada a disfacersi e totalmente essere annichilita, e insomma non potendola quindi così riscontrare all'interno di uno scavo archeologico. Questa ipotesi è stata presentata nel mio libro Guerrieri dai bronzetti alle statue di Monteprama. È un'ipotesi che sto mandando avanti da diverso tempo. Probabilmente potrebbe essere utile per darci un'idea di quando siano databili i bronzetti, quindi non più età del ferro, in cui già si usavano schinieri metallici in bronzo, ad esempio, ma delle raffigurazioni di un periodo precedente di qualche centinaio d'anni, in cui ancora si usavano armature e una serie di protezioni molto legate a materiali organici e deperibili, perché la conoscenza, l'abilità della lavorazione di metalli mediante laminazione e battitura non era ancora così elevata, così eccelsa come nel periodo classico, in cui conosciamo tutti le bellissime realizzazioni di elmi corinzi, di armature muscolate, di protezioni, ad esempio schinieri, eccetera eccetera, che sono proprio caratteristici di quel periodo e che personalmente non trovano riscontro con i bronzetti nuragici. Questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, vi sia sembrato interessante e oggettivamente valido a livello di proposte scientifiche. Se, ripeto, il video vi è piaciuto, mettete mi piace, iscrivetevi, condividetelo sui vari social media, Facebook, Twitter, eccetera. Ricordatevi di iscrivervi e magari di lasciarmi un commento qua sotto. Il canale vive di questo, dei vostri commenti e delle vostre iscrizioni.
e spero che in generale possiate ritornare su questo canale e vedere magari ulteriori video. Un caro saluto e a presto, ciao!